Buongiorno cari detective. Vi sottopongo subito il primo quesito investigativo di oggi. Quale mano si nasconde dietro tutte queste sparizioni? Siamo sicuri di trovarci davanti a un serial killer? Anche Giada è scomparsa. Ettore, io non so più cosa fare con te. È bello sentire ancora la tua voce. Posso entrare? Giada, Ho bisogno di aiuto. Allora, siamo tornati in diretta, avete visto il trailer di un cortometraggio, thriller noir, che pensate è stato prodotto, è stato girato e prodotto qui da noi a Mestre, tra Mestre e Venezia. Sì. Ed è un progetto di cui adesso vi parleremo perché coinvolge anche giovani e giovanissimi, coinvolge Venezia Comics. Allora, per parlarcene in studio con noi abbiamo Tobia Berti, regista e sceneggiatore, regista di questo cortometraggio. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E collegato dall'Australia, da Adelaide, quindi è sera, buonasera, a Fabrizio Capigatti, sceneggiatore e che insomma ha seguito bene questo progetto. Buonasera Fabrizio. Buonasera, buongiorno a voi. Che ore sono ad Adelaide in Australia in questo momento? Sono le 9:15. Ecco, quindi dopo cena diciamo, dai, diciamo così. Esatto. Allora, parto da te Fabrizio, ci diamo del tu per spiegare un po' ai nostri telespettatori cos'è questo progetto che è legato a Venezia Comics. Tu peraltro, leggendo la tua biografia, insomma sei uno degli ideatori, se non l'ideatore, correggimi se sbaglio, di Capitan Venezia, quindi ne abbiamo parlato a lungo con Diego Bonesso, presidente di Venezia Comics, quando è venuto nostro ospite. Allora, come nasce questo progetto e cos'è questo progetto? Allora, questo progetto nasce un po' dal... Venezia Comics ha sempre trattato il tema del fumetto e il fumetto è narrazione per immagine. Un altro media che usa la narrazione per immagine ovviamente è il cinema. Quindi già qualche anno fa, proprio con Tobia, realizzammo un altro progetto all'interno del Candiani e quest'anno abbiamo avuto la possibilità di riproporlo, di strutturarlo anche molto, molto meglio in realtà, grazie al Comune di Venezia, alla BEZ, alla rete delle biblioteche del Comune di Venezia. E questo progetto fondamentalmente nasce dall'idea di far vivere, far toccare con mano ai giovani, ai giovanissimi, tutto l'iter del processo creativo fino alla realizzazione proprio di un cortometraggio, quindi dalla nascita dell'idea, dallo sviluppo dell'idea, alla scrittura proprio di quella che è la sceneggiatura, simulando un po' quello che è il reale metodo di lavoro anche delle classiche serie americane che ormai tutti vediamo su Netflix, quindi abbiamo simulato un po' le writer rooms fino poi ad arrivare alla vera e propria produzione del cortometraggio con attori professionisti, con una crew di professionisti. Quindi questo progetto ha preso anche diversi mesi. Siamo partiti, se non erro, attorno a febbraio per concludere le riprese fine giugno, primi di luglio. Insomma, il cortometraggio è proprio stato finito da giorni. Quindi anche il trailer è freschissimo, insomma. Fresco, sì. Allora adesso con Tobia parleremo anche di dove è stato girato, abbiamo visto già un po' di immagini del backstage. Ci dici i tempi, quanto è durata sia la pre-produzione, quindi l'ideazione, e quanti ragazzi sono stati coinvolti? Allora, se non ricordo male, i ragazzi erano circa una quarantina, erano veramente tanti. Siamo stati infatti contentissimi del progetto perché ci aspettavamo insomma un buon ritorno all'inizio quando avevamo aperto le iscrizioni, ma non un arrivo in massa così corposo sinceramente, quindi è stato bellissimo ed è stato bellissimo proprio per l'entusiasmo anche e la partecipazione dei ragazzi. Quindi ti dirò,
il grosso è stata la parte di lavorazione, proprio di creazione e di sviluppo dell'idea fino alla sceneggiatura, che ha preso diversi mesi, da febbraio a giugno, tendenzialmente all'inizio di giugno. Dopodiché si è passati alla pre-produzione, e le riprese invece sono durate 3 giorni, ma su questo poi potrà raccontare meglio proprio Tobia. Quindi diciamo un mesetto di pre-produzione, 3 giorni per le riprese e un mese probabilmente scarso alla fine per montare il cortometraggio e aggiustare il prodotto finale, insomma. Allora, Tobia, girato tra Mestre e Venezia, quali location? Allora, abbiamo avuto la fortuna di poter usufruire appunto della sede di Parco Bissuola di Vez, quindi la biblioteca comunale, che ci ha messo a disposizione, oltre agli spazi, anche, diciamo, la forza lavoro dei ragazzi che lavorano lì, quindi credo sia anche doveroso ringraziarli per la loro disponibilità prima di tutto. E poi abbiamo avuto a disposizione un interno a Venezia che ci è stato prestato proprio per poter girare le scene di interni legate alle abitazioni, ecco, dove si svolge la storia. E, come diceva Fabrizio, allora, i giorni di ripresa sono stati 4, abbiamo avuto 3 giorni a Mestre e 1 giorno a Venezia. E la cosa bella è che tutti questi ragazzi che hanno partecipato durante il corso si sono poi riversati sul set e si sono dati da fare per partecipare anche alle riprese, ecco, quindi è stata veramente una soddisfazione grande vederli così attivi e così partecipativi. Ecco, quanto hanno partecipato anche in termini, cioè quante idee hanno, diciamo, sviluppato loro all'interno della sceneggiatura, e se hanno dato suggerimenti, insomma, erano entusiasti, quindi cosa hanno portato questi ragazzi? Allora, la cosa bella è che quando con Fabrizio abbiamo impostato il corso, abbiamo deciso di dare delle linee guida proprio per non lasciarli a briglia sciolta, perché era la prima esperienza per tutti e poteva essere controproducente, quindi poteva essere vincolante, avere dei vincoli poteva essere a favore, e così è stato, perché noi abbiamo dato delle linee guida sulla tematica e sul soggetto della storia, ma poi loro sono stati in grado di contribuire, dire il 100% e dire poco, perché comunque si sono suddivisi in gruppi e ogni gruppo ha partorito un soggetto nuovo sulle linee che noi avevamo dato, e da lì anche una sceneggiatura. Quindi è stato difficile scegliere quale andare a realizzare, perché comunque erano tutte buone? Buonissime, non buone, buonissime. È stato molto difficile. Abbiamo scelto, in accordo ovviamente noi della parte organizzativa, quella che probabilmente ci dava più margine di intervento a livello di regia, a livello proprio di scelte produttive, e poi quella che anche a livello temporale ci ha permesso di prepararla con più tempo, perché è quella che è stata ultimata prima, diciamo, a livello temporale è stata finita prima, e di conseguenza è stato possibile lavorare più tempo a tutta la parte pre-produttiva, ecco. Fabrizio, questo è un corso che poi si ripeterà? Era la prima volta che andava, diciamo, in concretezza? C'erano già stati esperimenti di questo tipo la prima volta? Allora, c'era stato un esperimento diversi anni fa che con altri, sempre attraverso il comune di Venezia, però con altri, diciamo, attori in gioco a suo tempo, perché si parla del 2017 se non erro, e che ebbe anche un buon riscontro, perché andammo a partecipare in 4 festival internazionali di settore, 3 negli Stati Uniti e 1 in Germania, se non ricordo male. E quindi quello era stato il primo esperimento. Invece quest'anno siamo riusciti appunto a riproporlo grazie alla Vezza del Comune di Venezia, all'interno di questo finanziamento in cui c'è anche la Regione Veneto, e c'è già, visto l'enorme successo, c'è già in cantiere la possibilità di riproporlo per il prossimo anno, perché come diceva anche Tobia, proprio credo che la spinta verso la possibilità, questa apertura per poterlo riproporre, nasce dall'entusiasmo dei ragazzi, perché sono stati tutti felicissimi, hanno tutti lavorato tantissimo, veramente tanto. Non è facile, no? Sono tanti ragazzi, sono giovani, la prima esperienza, comunque lavorare su una storia, su una sceneggiatura è difficile,
doloroso a volte si può dire, ma sono stati tutti, dal primo all'ultimo, sinceramente fantastici. Quando abbiamo un po' proposto questo sistema di lavoro legato alla sceneggiatura, in cui ciclicamente per ogni incontro revisionavamo tutto il materiale. Noi, io e Tobia, fondamentalmente passavamo a loro delle note sulla sceneggiatura, dove dovevano andare a integrare per migliorare secondo noi alcuni passaggi. Noi magari a volte non correggiavamo, davamo un input, no? Un'imbeccata per dire secondo noi potresti magari lavorare su questo aspetto qui, e loro si riproponevano, lavoravano, e alla settimana successiva c'era una nuova scaletta, una nuova sceneggiatura da correggere e via scorrendo. Quindi diciamo che strutturata in questa maniera è la prima volta, e si è aperta una porta per una seconda edizione, diciamo. Quindi il futuro prossimo è riproporlo. Peraltro, sì. Non so a chi chiederlo, adesso abbiamo visto il trailer fresco, state anche realizzando i sottotitoli per poter poi proporre questo cortometraggio nel circuito dei festival anche internazionali, così chiedo a te. Sì, beh, ma penso debba rispondere Fabrizio, Ecco, visto che di lingua anglosassone se ne intende più di me. Beh certo, è in Australia, se non lo sa lui. Allora... Beh sì, stiamo lavorando ai sottotitoli adesso, perché l'idea è quello di far circolare il cortometraggio all'interno dei festival, e chiaramente in questa ottica non ci si vuole limitare solo al circuito, diciamo, nazionale. E infatti vi dicevo prima, no, che anche l'esperimento precedente partecipò a 4 festival, venne selezionato in 4 festival, e fatalità erano 4 festival internazionali, quindi è chiaro che conviene un po' a tutti cercare di guardare anche dappertutto, e l'idea quindi è quello poi di farlo girare per un anno per i festival all'interno dei festival di settore. Tra i ragazzi con i quali avete lavorato, Tobia, c'è qualcuno, hai detto tante idee buone, c'è qualcuno che secondo te davvero può avere un futuro in questo campo? Beh, sicuramente più di uno, ed è stata, credo, la sorpresa più bella che abbiamo portato a casa con questo progetto. Infatti condividevo quotidianamente con Fabrizio l'esperienza di leggere appunto questi spunti, queste idee, questo fermento creativo che c'era dietro, ma non solo dal punto di vista proprio creativo in fase di scrittura, ma anche dal punto di vista produttivo, perché si sono dati veramente da fare per contribuire anche chi non, diciamo, quelli a cui non era stata scelta la sceneggiatura, ma hanno contribuito allo sviluppo e alla produzione di una sceneggiatura creata da altri con lo stesso entusiasmo, e questo penso sia il risultato più bello, ecco, che un progetto di questo tipo può portare. Questo mestiere, questo lavoro, perché non è solo arte, ovviamente è anche un lavoro, oggi che prospettive dà? Allora, è una bella domanda, nel senso che come tutti i mestieri di settore preclude diciamo, un circuito di un certo tipo, anche a livello di preparazione. Io sono un autodidatta, nel senso che mi sono formato negli anni in cui non esistevano tutte le scuole di cinema che esistono adesso, che esistono oggi, e di conseguenza ho il mio bagaglio, il mio background di cultura, diciamo, cinematografica, l'ho fatto da autodidatta, ecco. Però oggi le opportunità sono molto di più, vuoi per la tecnologia che è messa a disposizione. 25 anni fa era impensabile girare un corto in 4 giorni e produrlo in un mese, con attrezzature che ti permettono veramente di fare questo tipo di mestiere. Vuoi anche per la formazione. Cito l'esempio del corso che abbiamo fatto noi, è una briciola in confronto alla formazione che esiste sia a livello nazionale che internazionale oggi nel settore cinematografico. Quindi le prospettive ci sono, come sempre la difficoltà di emergere è relativamente, diciamo, direttamente proporzionale, perché aumentano le possibilità per tutti e di conseguenza la forbice si amplia. Fabrizio, chiedo anche a te. Allora, è una bella domanda, nel senso che sono d'accordo
non al 100%, al 1000% con Tobia. Ora come ora, io per esempio ho studiato sceneggiature in una scuola di Bologna, nella scuola di Carlo Lucarelli, Bottega Finzioni, dove ho avuto la fortuna di lavorare con i maestri tipo i Manetti Bros, e un po' anche il sistema del corso l'abbiamo strutturato in base a come lavoravo proprio con Marco Manetti. Di scuole ce ne sono tantissime ed è chiaro che le possibilità che soprattutto la tecnologia oggi ci dà ci consente di avere veramente tante possibilità. Giustamente Tobia parlava delle scuole, ce ne sono milioni di diverse tipologie. Io stesso qui adesso sto insegnando in un college privato di grafica, e uno dei corsi che sto tenendo è Screen and Media, per esempio. Quindi ce ne sono milioni di diverse tipologie. Le possibilità secondo me ci sono. La cosa più difficile secondo me per questo mestiere, ma vale un po' per tutto, come regola di base, è che bisogna fare, cioè anche se è arte, anche se è un sogno, magari iniziare a lavorare per il cinema, scrivere una sceneggiatura, dirigere un cortometraggio, un film, bisogna alzarsi le maniche, no? e lavorare e farlo, perché tante volte ci si ferma sul vorrei, mi piacerebbe, è il mio sogno, però è un sogno che chiama tanto lavoro, tanto sacrificio e tanti fallimenti. Ecco, una cosa che magari vorrei dire è proprio questo, perché oggigiorno si pensa, e credo che sia anche un po' più italiana questa cosa, forse europea magari, ma c'è sempre questa paura del fallimento, no? Invece in realtà è solo fallendo più e più volte che rialzandosi uno impara, cresce, migliora e poi arriva al risultato. E non lo dico io, lo dicono tantissimi, basta anche girare il discorso in ambito sportivo. L'ho sentito 1000 volte dire da un calciatore come Ibrahimovic, per esempio. Ok, si facevano esempi su LeBron, quanti canestri ha sbagliato? Eppure è il giocatore più forte della storia. Ecco, quindi secondo me da sottolineare, oltre alla possibilità e alle offerte formative che ci abbiamo oggigiorno a disposizione, è l'attitudine, è la volontà, è la voglia, è la passione. Se si guarda, e poi chiudo, scusate perché sono in fiume in piena quando si parla di queste cose qui. Vedevo l'altro giorno, proprio ieri mi sembra, un video di Tarantino, era un'intervista di Quentin Tarantino, la passione con cui parlava ti fa capire quello che serve per poter farcela, ed è la passione, la voglia di mettersi in gioco e di lavorare. Peraltro tu citi Tarantino è un esempio di uno che di scuole di cinema non ne ha fatte, esatto. Viveva praticamente in una videoteca, ha divorato film. Quindi consigli per sceneggiatori e registi, chiaramente una formazione che ci può essere, e tante scuole le ha citate anche Fabrizio, la passione, davvero essere appassionati del cinema, e poi anche il saper assorbire eventuali fallimenti, assorbire magari porte chiuse, sapendo che molte se ne aprono, è così. Esatto, esattamente. Sì, il principio è esattamente questo, cioè non bisogna mai abbattersi, ma anzi deve essere uno stimolo continuo ad andare avanti, ecco, perché una porta che si chiude ti dà la possibilità di andare a bussarne ad un'altra, e ad un'altra ancora, e ad un'altra ancora, perché ce ne sono. E di fare anche esperienza, insomma. E di fare assolutamente esperienza, di mettersi in gioco, di rimettersi in discussione soprattutto, perché molte volte un ragazzo talentuoso è convinto comunque di avere dei mezzi che gli altri non hanno. È così in parte, ma è anche vero che molte volte bisogna rimettersi in discussione, anzi spesso bisogna rimettersi in discussione per migliorarsi, perché l'unico modo per migliorarsi è quello appunto di analizzare quello che si è fatto e capire cosa non funziona e cosa si può migliorare sempre, ecco. Quindi... Parliamo del corto, velocemente. Sì. È un thriller noir. Sì, esattamente. È un più noir che thriller.
è un noir che diventa thriller nel momento stesso in cui la storia si evolve e arriva, diciamo, all'epilogo, ecco. Quindi con Fabrizio il nostro intento e il nostro modo di lavorare, soprattutto perché mi piace dire che noi siamo in un certo senso una mela tagliata a metà. Abbiamo una visione molto condivisa delle cose e soprattutto degli obiettivi. Quindi il nostro modo di raccontare, di fare storytelling è sempre legato ad affrontare tematiche sociali, tematiche importanti, ma attraverso un linguaggio che non sia banale, che non sia scontato, ecco, che permetta allo spettatore di poter essere obiettivo nei confronti della tematica. Quindi staccarsi dalla realtà e analizzarla sotto un altro punto di vista. È un po' quello che abbiamo fatto con questa storia, cioè il nostro intento era quello di affrontare una tematica purtroppo molto attuale, che è quello della violenza contro le donne, e affrontarla però in un modo che non fosse retorica, ma che fosse originale, quindi creare una storia dove questa tematica emergesse sempre di più, ma emergesse in quella che è il succo del discorso, quindi non nella forma, ma nel concetto del come viene affrontata e del come si manifesta. Ecco. Quindi l'abbiamo fatto attraverso un linguaggio un po' particolare che non sveliamo perché ovviamente è importante ai fini, diciamo, dello svolgimento, però ecco, l'intento nostro è quello. Le location si prestano? Molto, si sono prestate moltissimo. Perché il nostro territorio si presta anche a un film che può avere qualche caratteristica di genere, diciamo. Assolutamente sì, cioè l'esempio è stato, questa storia era ambientata all'interno di una radio, quindi la struttura architettonica che abbiamo trovato lì in Vez era perfetta perché struttura di fine anni 70, primi anni 80, quindi con quegli elementi architettonici particolari che oggi non si prestano più, diciamo, allo sfruttamento dello spazio, ci hanno permesso di poter contestualizzare e decontestualizzare temporalmente quasi, in un certo senso, la storia. Ecco. Quindi sicuramente basterebbe andare a guardare anche dietro casa propria tante volte, perché io amo la mia terra e cerco sempre di poter trovare elementi che mi permettano di valorizzarla. Ecco, anche... Con Fabrizio immagino che sfonda una porta aperta su questo tema, anche perché chi ha ideato Capitan Venezia, insomma, esatto. È il prototipo di chi, come dire, non soffre di inferiorità nei confronti, in questo caso, dei modelli americani dei supereroi, ma porta, diciamo, nel nostro territorio un modello, in questo caso di fumetto, no Fabrizio? Quindi anche il nostro territorio si presta anche e non solo a cinema d'autore, ma anche a cinema di genere, a tutta una serie di racconti. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo uno scenario straordinario a cui possiamo attingere, insomma, ma io credo che valga un po' per tutte le zone d'Italia, nel senso, sai, quando parli di cinema ti viene da pensare Roma se sei in Italia, no? È come dire America, Hollywood, ok, va benissimo, ma non ci si ferma solo lì, ovviamente. Noi abbiamo un patrimonio architettonico, culturale, degli scenari fantastici, possiamo attingere a milioni di cose. L'importante è saper guardare a queste cose e saper, diceva in maniera perfetta Tobia, riuscire a uscire magari fuori dagli stereotipi, che forse il più grande scoglio può essere questo, e cercare di trovare nuovi modi per raccontare delle tematiche interessanti. E possiamo raccontare queste nuove storie sicuramente andando a pescare con tutto quello che ci circonda, perché poi, sai, una cosa anche molto importante è sempre comunque raccontare di qualcosa che conosciamo, no? E che conosciamo veramente bene a fondo. Quindi cosa meglio possiamo conoscere della nostra terra, della nostra città? Niente, probabilmente, no? Quindi assolutamente sposo al 1000% questa idea. L'ultima domanda è una mia curiosità e non c'entra nulla col film, però che fumetti si leggono in Australia? Io sono curioso. Quando sono entrato nelle fumetterie qua,
Devo ancora andare ad Adelaide, ma quando sono stato 3 anni a Melbourne, e a Melbourne si legge tantissimo americano, Marvel, DC prevalentemente, sinceramente, e poi c'era qualcosa di manga, però rispetto magari all'Italia, dove adesso siamo bombardati quasi solo esclusivamente di manga, che è quello che si legge e che si vende fondamentalmente, e qui ancora il fumetto americano tira ancora, regge. insomma. Ma non Sì, esiste un tira. Capitano Australia? Non esiste un Capitano Australia, però esiste, non mi ricordo il nome del personaggio, ma esiste questo personaggio che è un canguro antropomorfo, molto cattivo, perché ho visto, sembrava tipo un punitore, però... È interessante, è interessante. Va bene, allora io ringrazio davvero Tobia Berti per essere stato con noi e anche del collegamento dall'Australia Fabrizio Capigatti per averci parlato di questo progetto. Insomma, magari torniamo a parlarcene quando avremo anche gli esiti magari dei festival di questo cortometraggio importante, Il buio davanti, girato proprio a Mestre Venezia. Grazie a Tobia. Grazie a voi di tutto. Grazie Fabrizio per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, noi adesso, lo dico alla regia, andiamo a Vicenza a vedere la pulizia del muro della Basilica Palladiana. Lo ricorderete, abbiamo raccontato, è stato imbrattato qualche settimana fa, è iniziata la pulitura della Basilica del Palladio, il servizio da Vicenza. Ringrazio Simone Merlo e Mattia Pizzaia in regia, lo facciamo vedere così approfitto per salutare i nostri ospiti. Grazie, servizio. Vediamo. La Basilica del Palladio ferita, un atto vandalico che da fine luglio sanguina sui muri bianchi del monumento di Piazza dei Signori. Un oltraggio alla cultura, un insulto alla storia di Vicenza. Oggi però finalmente inizia la pulizia di questo obbrobrio. È un intervento che durerà 2 giorni, alle mie spalle ci sono 2 restauratori professionisti che stanno lavorando. Il primo giorno sarà dedicato a un'attività fatta con i solventi per diluire la vernice acrilica e domani invece verrà fatta la sabbiatura della colonna con l'obiettivo di cancellare definitivamente queste scritte vergognose. I 2 responsabili erano stati immediatamente individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di 2 militari americani in servizio alla caserma del DIN che adesso sono chiamati a rispondere dell'atto vandalico commesso di notte che ha sollevato l'indignazione di cittadini e turisti. Per questo sono stati denunciati per il reato di imbrattamento di beni culturali. Stiamo dialogando e chiedendo alle autorità americane non solo un risarcimento del danno di fronte a quello che è stato fatto, ma anche che i soldati americani facciano attività in città che diano il senso di quanto vogliono bene a Vicenza. Quindi pensiamo ad attività di pulizia dei muri, di pulizia della città, che vadano anche oltre semplicemente il risarcimento dell'attività sulla colonna. Questo atto vandalico è l'ultimo, il più eclatante, ma oggi purtroppo sono tante le piccole scritte che deturpano i muri della Basilica Palladiana. Quello che è successo può essere il punto di partenza per cancellare i segni su tutto il monumento, un patrimonio dell'UNESCO, una testimonianza della grande bellezza. All'interno della Basilica ci sono più che graffiti, tante scritte con pennarelli, tante brutture che vanno sistemate e di cui spesso purtroppo si sono macchiati anche cittadini vicentini. Quindi da questo punto di vista il tema è voler bene alla Basilica Palladiana, al nostro monumento nazionale, e lavorare con la soprintendenza per capire materiale per materiale, perché la Basilica è fatta di tanti materiali diversi, quali sono gli strumenti e quali sono anche i prodotti per togliere queste scritte. Ci stiamo lavorando, è una cosa su cui vogliamo lavorare nei prossimi mesi. Restiamo a Vicenza per parlare del completamento della tangenziale est. Nel quartiere Anconetta i comitati cittadini stanno esaminando il nuovo progetto del prolungamento di via Aldo Moro. Eventuali osservazioni verranno presentate entro il 20 agosto, quindi siamo alla scadenza. Con il nostro Daniele Garbin che vediamo anche il portavoce del comitato di quartiere Roberto Cattaneo. Daniele, a te la linea. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo nel quartiere Anconetta. C'è un'importante novità per quanto riguarda la viabilità. Com'è Roberto Cattaneo del comitato Anconetta Futuro, il portavoce? Perché? Perché sembra che sia sbloccato finalmente il progetto di prolungamento della bretella di via Aldo Moro,
consentirebbe ad Anconetta di alleggerire circa del 40% tutto il traffico pesante diretto a nord. Ecco, è importante questo annuncio, Roberto? Beh, intanto non sembra. È certo che questo progetto andrà a buon fine entro il 2027. L'assessore Spiller chiede una proroga e sicuramente finirà verso il 2028, ma l'importante è che venga fatta questa bretellina. Sono troppi anni che la stiamo aspettando ed è arrivato il momento di dire si farà. Ecco, è un po' l'annuncio di questa amministrazione che ha lavorato tanto, però ha anche ricevuto l'eredità di chi ha fatto il lavoro precedentemente. Beh, sicuramente il progetto nasce e i soldi vengono fuori dalla presente amministrazione, senza voler fare polemica. È chiaro che è stato un lavoro svolto negli anni precedenti dell'amministrazione Rucco e che ha portato a casa questo progetto che, ripeto, era parecchi anni, parlo di 20-30 anni, che si stava parlando del prolungamento, che sono circa 2 chilometri, di questa bretellina che urge per la zona di Anconetta. Ecco, diciamo che in questa fase è proprio il momento di presentare le osservazioni. È stato sempre definito il punto di inizio e fine, ma non si sapeva esattamente quale fosse il tracciato. Ci sono delle imprecisioni, qualcosa che andrà puntualizzato secondo lei? Ma sicuramente sì, guardi, io da quello che sento ci sarà più di qualche osservazione su questo progetto. Sicuramente ci sarà da discutere, da parlarne, però parlo personalmente, io sono dell'avviso che si deve fare, in un modo o nell'altro, ma si deve fare questo prolungamento perché serve non solo per Anconetta ma per tutto il traffico che arriva dalla Postumia. Ecco, allora quindi sicuramente ne parleremo ancora, Roberto, intanto la salutiamo. Beh, io spero che se ne parlerà ancora e sicuramente vedrete che noi come Anconetta Futura siamo sul pezzo e faremo quello che si deve fare per salvaguardare tutte quelle che sono le problematiche della nostra zona. Ecco, per il momento allora concludiamo qui e restituiamo la linea allo studio. Grazie Daniele Garbin. Ci spostiamo da Vicenza a Padova per parlare ancora di lavori in città, come in tante città, soprattutto i capoluoghi, ad esempio Treviso, sono parecchi i cantieri aperti anche in questo mese di agosto. Il Comune assicura che saranno veloci per impattare il meno possibile sulla viabilità, insomma il tema è sempre quello. Andiamo a Padova. Estate di lavori per le strade di Padova. I cantieri hanno invaso la città svuotata dalle auto. Sono molti i punti in cui si lavora, sia per la nuova linea, sia per quella già esistente. Stiamo lavorando in diversi punti della città, sia per quanto riguarda i cantieri del tram, ma non solo. Ovviamente cerchiamo di fare i lavori che sono più impattanti in questo periodo. Si tratta prevalentemente, per quanto riguarda il tram, di spostamento di sottoservizi, quindi cantieri che cerchiamo di essere il più veloci possibili. Verso fine mese inizieremo anche con Ponte di Brenta, dove però i cantieri, proprio per incidere meno possibile sulla viabilità, saranno mini cantieri di una dozzina di metri che dureranno un giorno e poi si verranno spostati e saranno pressoché integralmente sui marciapiedi, quindi questo non andrà a intaccare la viabilità e anche il disagio per i pedoni sarà limitato. Per permettere i lavori di sostituzione della rotaia verrà chiuso anche Largo Europa, porta d'accesso al centro cittadino. La chiusura di Largo Europa è prevista per 2 giorni, questo sabato e questa domenica, in quanto i lavori di sostituzione della rotaia dell'attuale linea tranviaria interesseranno quell'incrocio e quindi i mezzi che proverranno da Largo Europa per entrare sulle riviere subiranno delle deviazioni, ma che verranno ovviamente comunicate alle fermate. Torniamo a parlare del granchio blu. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Eraclea, insomma, la lotta al granchio blu che si fa anche a tavola, diciamo, pescandolo e mangiandolo. Ne ha parlato al punto stampa oggi il governatore Zaia, ha parlato anche del maltempo, come dicevamo. Dice Zaia, dopo aver chiesto lo stato di calamità il 24 luglio di quest'anno, l'8 agosto ho scritto al governo perché dichiari lo stato di emergenza nazionale. Lo ha detto Zaia sulla proliferazione nociva del cosiddetto granchio blu. Non siamo preoccupati, siamo preoccupatissimi, ha detto Zaia. I dati sono inquietanti, quelli relativi alla raccolta nel 2019 nella nostra laguna era di 87 kg, nel 2022 ne abbiamo pescati 10.000 kg.
Parliamo di un granchio che vive dai 3 ai 4 anni con una maturità sessuale tra i 12 e i 18 mesi e poi le femmine fanno dai 2 agli 8 milioni di uova. La nostra laguna, dice Zaia, diventa una incubatrice di una bomba esplosiva. Ho l'impressione che ancora non ci sia fatta l'idea della portata di questa catastrofe per le nostre vongole e la nostra identità alimentare. Ci sono quintali di vongole, dice Zaia, che non esistono più, restano solo i gusci, ha rilevato, per un danno a un'economia che conta 1400 addetti di una decina di cooperative. Possiamo mettere le nasse e portarli via, ma per me è come svuotare un mare con un cucchiaio. Non c'è solo il veneziano, ha concluso Zaia, c'è tutto il Friuli Venezia Giulia e il ravennate. Questa specie aliena rischia di cambiare l'ecosistema, ma anche la nostra identità produttiva. L'allarme sul granchio blu lanciato dal governatore Luca Zaia. A proposito della regione, della guida della regione, il tema politico della corsa regionale 2025, ancorché lontano, resta caldo, anche perché si cominciano a fare dei nomi per la candidatura. Non dovesse passare il terzo mandato per Zaia, ovviamente è una lotta tutta interna al centro-destra. Ovviamente c'è anche la scelta e la strategia del centro-sinistra, ma all'interno del centro-destra Fratelli d'Italia ovviamente vuole contare. Molto dipenderà anche dai risultati alle europee del 2024 e uno dei nomi che c'è sul tavolo è quello del ministro Urso, il ministro Adolfo Urso. Ne ha parlato il senatore De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, con il nostro Christian Arboit. Rispondo con una battuta. Per tanto tempo ci hanno accusati, noi di Fratelli d'Italia, di non avere classe dirigente, adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza, a fare il governatore del Veneto. Se la cava con una battuta, ma fino a un certo punto il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, quando il nome sul tavolo in vista delle regionali 2025 sarebbe quello del ministro all'impresa e al Made in Italy, il padovano Adolfo Urso. Radio Palazzo lo dà in pole position, anche se la strada è ancora lunga, in politica eterna. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro e tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali e lo ha detto lui stesso, sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose, anzi. È chiaro che prima c'è più di un nodo da sciogliere, la questione del terzo mandato per Luca Zaia, i rapporti non sempre idilliaci, soprattutto in Veneto, tra Lega e Meloniani. Non so se tocca a noi o se toccherà ad altri, io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati, per cui la miglior persona per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precluderci. Abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo, abbiamo il dovere di essere pronti. Ma che la corsa sia già iniziata e non da oggi lo dimostrano vari segnali anche dall'opposizione. De Carlo in questo caso è tranchant. Vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile. Ecco. Restiamo a Venezia. Il Comune di Venezia appoggia la campagna per i diritti umani in Bielorussia e contro la violenta repressione delle proteste per i brogli nelle ultime elezioni presidenziali. 3 anni fa sono stati truffati, falsificate le elezioni nel mio paese. Noi abbiamo affrontato una violenza sproporzionata proprio contro il nostro popolo, perciò ora ogni anno c'è questo giorno della solidarietà e chiedo a tutti a partecipare, a scrivere un post, a condividere una foto di un prigioniero politico che abbiamo 1500 al momento. Il Comune di Venezia sostiene la campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cancellazione dei diritti umani in Bielorussia. La Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, ha ricevuto a Ca' Farsetti l'attivista ed ex detenuta politica bielorussa, oggi rifugiata in Italia, Yula Yukno, in occasione del 3° anniversario delle presidenziali vinte per la 6ª volta consecutiva da Alexander Lukashenko con l'80% dei voti. Elezioni fortemente contestate per brogli e non riconosciute da quasi tutti gli stati occidentali.
Anche Venezia ha voluto dimostrare la propria vicinanza e solidarietà. Avevamo già accolto qui al Lido di Venezia molti bambini bielorussi per fargli trascorrere dei momenti di spensieratezza. Venezia è accanto a loro e accanto a Giulia, che sta portando la voce di tanti suoi connazionali in giro per il mondo. Tra il 2020 e il 2021 la repressione delle proteste in Bielorussia ha contato 5 morti, centinaia di feriti, 12.000 arresti con 450 casi di tortura e maltrattamenti di detenuti, secondo un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Le proteste furono represse grazie all'intervento russo di Vladimir Putin. Jura Yukno è oggi rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia e lancia un appello. Esprimere la vostra solidarietà con il popolo bielorusso che sta ancora finora combattendo per i valori democratici, per la libertà, per tutto quello che qui in Italia voi avete da tempo e noi ancora stiamo provando a raggiungere. Allora, dicevamo prima, Zaia ha parlato sia del granchio blu, abbiamo letto anche della preoccupazione per l'emergenza granchio blu e poi è arrivato il conto finale per l'emergenza maltempo, nubifragi e grandine record in tutto il Veneto. Ebbene, il conto è salatissimo, in Veneto danni per 1.126.000 euro. Lo ha detto Zaia, meteo imprevedibili, grandinate, violente nubifragi, vento che abbatte gli alberi. Non è, lo leggiamo dal sito del Gazzettino, uno scenario apocalittico, ma quello che ha vissuto il Veneto durante questa estate, soprattutto nella seconda parte di luglio. I danni generali del maltempo sono stati quantificati in 1.126 milioni di euro. Il governatore ha informato che ci sono 70.000 posizioni aperte tra pubblico e privato. I comuni coinvolti da queste ondate di maltempo sono stati 313, i feriti più di 100 e 8.000 persone sono rimaste senza elettricità, 2.000 nella provincia di Treviso e 6.000 in quelle di Verona, ha precisato Giampaolo Bottaccin. Ci sono stati oltre 100 evacuati, abbiamo registrato raffiche di vento sopra i 100 km/h, in modo particolare nella zona di Valdobbiadene. Nelle richieste rientrano nella relazione inviata a Roma per la richiesta dello stato di emergenza. Sul punto è stato inamovibile Zaia, i soldi bisogna che Roma ce li dia. I sindaci hanno raccolto le prime stime dai privati, li ringrazio, dice Zaia, ad oggi siamo arrivati a questa prima contabilità, immaginiamo che si arriverà a 1,3 miliardi. La cifra richiesta è alta, Zaia ha sottolineato l'importanza della collaborazione con la Guardia di Finanza per avere la sicurezza della corretta e onesta erogazione dei rimborsi. Va anche ricordato che nel 2021 il maltempo aveva causato in Veneto danni per 65 milioni di euro, mentre nel 2022 la cifra era salita a 98 milioni. I cambiamenti climatici, ha riflettuto ancora Zaia, il cambiamento climatico è un'evidenza, l'uomo ci mette il turbo, ma quella ambientale è la vera emergenza. Ne abbiamo parlato anche nel nostro spazio con Andrea Ferrazzi per capire quali sono le soluzioni. Quindi 1 miliardo quasi 1 miliardo e 300 milioni il conteggio dello spaventoso luglio vissuto in questo nostro Veneto. Cambiamo argomento, ovviamente ne parleremo questa sera nel corso del nostro telegiornale, perché parleremo dei danni in tutto il Veneto e poi il nostro focus anche nella provincia di Treviso, nell'Alta Marca, il nostro Christian Arboit che abbiamo visto nella prima edizione raccontarci di questa storia particolare di informatico con i microchip sotto pelle. Ecco, e poi si è poi spostato nella zona dell'Alta Marca per parlare proprio con due dei sindaci simbolo, tra virgolette, del maltempo di queste settimane, cioè il sindaco di Fara di Soligo Mattia Perencina e il sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan, dove ci sono stati circa 35, solo in quella zona, solo in quei due comuni, 35 milioni di euro di danni, particolarmente colpite prima dalla grandine e la settimana dopo dalla tromba d'aria. Insomma, una situazione davvero emergenziale, come abbiamo anche sottolineato. E quindi questo è quanto vi racconteremo anche questa sera. Vi faccio un riepilogo anche delle cose che abbiamo raccontato all'inizio della nostra prima edizione, se vi siete messi in collegamento in questo momento. Abbiamo parlato ovviamente della cronaca e di una terribile nuova tragedia sulla strada successa la scorsa notte alle 21, ieri sera, una tarda serata, poco prima delle 22 in A27 tra Villorba e Conegliano, con un ragazzo di 26 anni di Bassano del Grappa che
purtroppo è morto nello schianto della sua auto finita contro un guardrail. Poi gli aggiornamenti sull'omicidio di Mestre, il 33enne di Salzano che è stato brutalmente picchiato e ucciso nel condominio vicino alla stazione a Treviso, nell'ascensore. Nel pomeriggio l'autopsia sul corpo dell'uomo e domani l'interrogatorio di garanzia dei 2 cugini moldavi arrestati con l'accusa pesante di omicidio volontario. Continuano a difendersi, dicono non era un ladro, era entrato per rubare insieme ad altre 2 persone. I tabulati telefonici, ce lo raccontava Anna Maria Parisi nel servizio, racconterebbero che non c'erano stati contatti prima di ieri tra i 2 cugini e questa persona, ma gli investigatori non ci credono, non credono alla storia del ladro entrato in casa. Insomma, è tutta un'indagine da verificare e domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia. Abbiamo parlato anche di migranti e abbiamo parlato di ambiente. Allora, ci stiamo avvicinando piano piano alla cerimonia funebre di Don Armando Trevisiol. Fra poco ci collegheremo in diretta con Anna Maria Parisi, che si troverà proprio davanti alla chiesa di Carpenedo per raccontare un po' l'attesa della comunità, della gente per il loro Don Armando Trevisiol. Prima però parliamo anche di cultura, ne abbiamo parlato poco fa parlando di cinema, parliamo di una mostra a Feltre che racconta delle prigioni. Draghi, basilischi e rettili fantastici, le prigioni della mente. Una mostra tra fantasia e paure recondite, ospitata dei luoghi ove a Feltre venivano rinchiusi i condannati. Prigioni reali e prigioni create dal subconscio per scoprire un angolo nascosto della città murata, giusto sotto la sede municipale. Quest'angolo qui, quello delle prigioni, fa parte, come tanti altri nostri musei, di una delle caratteristiche principali della città e a nostro modo di vedere è uno dei migliori posti anche per poter apporre una mostra, chiamiamola così, di questo genere, di questo rilievo. Una mostra aperta il venerdì, sabato e domenica sera, che anticipa i programmi di ottobre, che offre uno spunto in più ai turisti in ferie in agosto, ma anche un'occasione per tornare poi in autunno. Noi abbiamo creduto da subito a questa iniziativa che, ricordo, è l'anteprima del Festival dell'Araldica, proprio perché la città di Feltre, il territorio feltrino, è ricco di stemmi e di simboli araldici e che noi riteniamo che sia un patrimonio da valorizzare. Immagini create grazie a un'intelligenza artificiale e pensate per affascinare un pubblico di tutte le età. Perché ciascuno nel suo modo di vedere o ricorda o immagina o torna, come giustamente dovrebbe essere, torna anche a sognare. A Grisignano di Zocco con il ritorno dell'antica Fiera del Soco, quest'anno si terrà dall'8 al 14 settembre, il programma è stato pubblicato, ce ne parla il sindaco di Grisignano Stefano Lain. È uscito il nostro magazine, come sempre molto corposo e che racconta la nostra storia, la storia dell'antica Fiera del Soco, e sono illustrate foto antiche ma anche foto di eventi recenti, nonché tutto il programma, un programma molto ampio e anche diversificato per le varie categorie di giovani, meno giovani, famiglie, bambini, per cui è un evento che noi creiamo e vi invitiamo a venirlo a vivere. Allora adesso andiamo a Carpenedo e cominciamo a parlare di Don Armando Trevisiol. Abbiamo già una immagine all'interno, credo, della chiesa di Carpenedo. Eccola qua, la nostra Francesca Pezzo. Ecco, la bara di Don Armando è già arrivata questa mattina alle 10. Siamo all'interno dunque della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo e quindi fra poco inizierà la cerimonia funebre e fra poco ci colleghiamo anche con la nostra Anna Maria Parisi, che invece si trova all'esterno della chiesa. Dunque una comunità che vuole dare il saluto al suo Don Armando. Ne parlava prima Andrea Ferrazzi, nostro ospite, che ben conosceva Don Armando Trevisiol, davvero un visionario. Allora raccontiamo in questi giorni il cordoglio di una comunità intera, a partire dal primo servizio, quello realizzato dal nostro Lorenzo Maier, il giorno in cui è arrivata la notizia della morte di Don Armando Trevisiol.
Ha fatto di Mestre la sua casa e ha piantato la sua tenda, sempre al fianco dei più bisognosi, i fragili, gli anziani ai margini della città, quelli che nessuno considerava. È morto questa mattina, all'età di 94 anni, Don Armando Trevisiol, il prete degli ultimi. Malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato in ospedale per il progressivo aggravarsi delle sue già fragili condizioni di salute. Nato ad Eraclea il 15 marzo 1929, è stato sacerdote diocesano per 69 anni, per ordinazione il 26 giugno 1954 dell'allora patriarca di Venezia Angelo Roncalli. Ha legato il suo nome in modo speciale alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo, di cui è stato ininterrottamente parroco dal 1971 fino al 2005, alla pensione per raggiunti limiti di età, il cordoglio della città di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro. Una persona straordinaria, una grande energia per questa città. Ha dato tutto se stesso per gli altri, per gli ultimi, un grande innovativo. L'ultima volta che l'ho visto, il giorno del suo compleanno, l'ultimo compleanno, mi ha appassionato per i suoi progetti. Abbiamo discusso insieme sulle cose che si potevano fare per andare incontro alle esigenze degli studenti, delle persone che perdevano il lavoro, dei divorziati, dei separati. Brugnaro, commosso, ricorda una fede cristiana, sempre impastata di concretezza, i centri Don Vecchi, realizzati per dare alloggio agli anziani ancora autosufficienti e dove anche lui viveva in un modesto appartamento di pochi metri quadrati. Ma Don Armando è stato sempre molto sensibile agli anziani e al mondo delle comunicazioni sociali della Chiesa, come direttore, tra l'altro, di Radio Carpani. Don Armando lascia il fratello Don Roberto, parroco della parrocchia di San Giorgio di Chirignago. L'ultima volta mi ha detto: gli anziani devono morire in piedi. Ecco, lui è morto in piedi. Venezia ti saluta, Don Armando, ti saluta con affetto, ti ringraziamo e veglia su di noi. Dacci qualche buon consiglio dall'alto. Ciao Don Armando. Il pensiero dell'assessore alle politiche sociali Simone Venturini. Prima di tutti ha capito l'importanza di garantire agli anziani la permanenza il più possibile in appartamenti per loro pensati, prima di ricoverarli nelle case di riposo. Ha pensato a mettere in piedi un sistema di carità, quindi davvero un grande innovatore in campo sociale, un grande innovatore nel campo appunto della nostra città, una persona che mancherà tantissimo, ma la cui opera continuerà a lavorare e a testimoniare la sua grande importanza. Stiamo per collegarci con Anna Maria Parisi proprio davanti alla chiesa. Prima sentiamo le parole raccolte ieri dal nostro Filippo Fois con Don Gianni Antoniazzi a Carpenedo. Gli è stato accanto fino all'ultimo. Gli ho chiesto se era possibile dire una preghiera insieme e ha dato la benedizione come la darebbe un padre. Mi ricordo che lui non riusciva più a muovere bene le braccia, ho preso la mano e me la sono avvicinata alla fronte. Poi da lì credo che ancora per qualche minuto sia rimasto cosciente. Parroco di Carpenedo dal 2011, Don Gianni Antoniazzi è rimasto accanto a Don Armando Trevisiol fino alla fine, testimone di quegli ultimi giorni che Don Armando ha trascorso così come aveva sempre vissuto. Da un lato col pensiero rivolto ai più deboli, impartendo istruzioni per nuove opere di assistenza, dall'altro impegnato nella preghiera, fintanto che le forze gliel'hanno concesso. Battendo con gentilezza il pugno sulla poltrona ha detto che non riusciva più a dire il breviario del mattino, non aveva più la forza per dirlo tutto. E credo che questa sia un'immagine tanto importante di un uomo che però, nonostante tutti gli impegni, tutte le tappe che lui ha dovuto sopportare, tutte le fatiche, lui era ancorato sempre alla preghiera. Preghiera e lavoro, un motto antico che Don Armando, nato nel 1929, ha saputo continuamente rinnovare secondo le nuove esigenze della società. Si era interessata anche delle comunicazioni via internet, si era interessato di capire come si sarebbe potuto annunciare il Vangelo e la carità verso le persone bisognose attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Domani sarà una giornata molto impegnativa, la Chiesa sarà piena di fedeli, di autorità. Lei ho sentito che prima diceva che le campane devono suonare a festa. Ma io leggo la giornata di domani come la giornata più serena, in realtà più semplice, perché
impegnativo è il vivere, impegnativa è la vita quotidiana, impegnativa è la fatica quotidiana, e quindi domani sarà per me e per tutti quelli che hanno voluto bene a Don Armando una giornata molto serena. Il funerale di Don Armando Trevisiol sarà presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. E noi siamo qui allora per raccontarvi in diretta. Anna Maria Parisi davanti alla chiesa. Buongiorno Anna Maria, buongiorno, perché appunto c'è tanta partecipazione prevista. Sì, tantissima la partecipazione, come possiamo vedere con le immagini di Sandro Ponchio qui lungo il Sagrato. Soltanto per raccontarti, sono oltre un centinaio le poltrone che sono state posizionate con il maxi schermo. Dietro di noi dall'altra parte in parrocchia altri 85 postazioni con un altro maxi schermo, 250 i posti invece all'interno della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, i due fratelli martiri di Milano, cui è intitolata questa chiesa qui a Carpenedo, dove Don Armando Trevisiol, come abbiamo raccontato più volte nel corso dei nostri servizi, è stato parroco per oltre 30 anni. Insomma, come dicevi da studio Nicola, un'intera comunità che si è riunita e si sta riunendo tuttora, visto che i funerali inizieranno alle 15, per tributare Don Armando, una grande persona. Di lui si è detto tantissimo, un visionario che ha avuto il coraggio di portare avanti le sue idee a favore e a tutela degli altri, anziani, persone bisognose e persone che si sono trovate anche soltanto in un momento, in un periodo della loro vita in difficoltà. Dunque noi seguiremo appunto la diretta a breve, con questa diretta che è già iniziata, come senti nel sottofondo, in attesa dell'omelia che verrà celebrata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. È iniziato il rosario, quindi da 5 minuti è iniziato quello che sarà il rosario, che durerà per circa una ventina di minuti e viene celebrato da uno dei fratelli di Don Armando, Don Roberto Trevisiol. Questa è la sua voce, parroco a Chirignago, più giovane di Don Armando di una ventina d'anni, 20 anni esatti per essere precisi. Come sono posizionati all'interno i familiari? I familiari si trovano alla sinistra del feretro di Don Armando, una bara in frassino con fiori bianchi, soltanto fiori bianchi, fiori particolari, i suoi preferiti, le orchidee, e poi il Vangelo aperto sulla pagina delle Beatitudini, la stola sacerdotale di Don Armando sotto al Vangelo e un unico fiore rosso, una rosa rossa. Così Sor Teresa, che è stata al suo fianco per oltre 50 anni, ha voluto ricordare Don Armando con questi che erano i suoi fiori preferiti e il frassino, materiale semplice come era Don Armando. Alla mia destra, che poi è a sinistra del televisore, la corona in fiori anch'essi soltanto bianchi, con i grandi gigli bianchi del primo cittadino, sindaco di Venezia naturalmente, Luigi. Sono un via vai di persone, vedo anche che c'è una rappresentanza comunale, l'assessore Besio. Ecco, siamo in diretta, assessore, tanta la gente che viene a tributare l'opera e la persona di Don Armando. Sì, assolutamente, è un distacco che dovevamo attenderci, ma non si è mai pronti a salutarsi, soprattutto quando si tratta di persone grandi nell'animo, ma anche grandi nelle mani, perché una straordinarietà di Don Armando è proprio che ha saputo conciliare la spiritualità, il cammino vicino agli ultimi e anche la fede, la carità cristiana, assieme a opere di concretezza, di pragmatismo. Se penso a tutti i Don Vecchi, ecco, noi ogni volta che ci imbatteremo in un Don Vecchi, in un'opera di Emporio Solidale, credo ci ricorderemo di lui, quindi penso sia questo il seme più bello che ha seminato. Grazie all'assessore Laura Besio del Comune di Venezia. Dicevo appunto, tantissima la gente che sta arrivando, numerosissima, proprio un fiume di gente a
da tributare Don Armando Trevisoli. Dicevo, questa la corona del... Sì, dimmi. Allora, ti volevo chiedere anche mostrare un attimo la macchina organizzativa in merito alla sicurezza. Tranquilla, vai. Dimmi. No, vai, procedi. Sì, allora, anche copiosa è anche la macchina allestita per quanto attiene la sicurezza. Vediamo la Croce Verde, poi i volontari della Croce Verde e tantissimi anche gli uomini in divisa, a cominciare da carabinieri, agenti della polizia locale e insomma naturalmente qui poi ecco ancora i carabinieri. Tanta la gente che si è mossa per l'ultimo saluto a Don Armando, e vedo anche un collega che chiamerei un attimo, se mi può raggiungere, Alvise Sperandio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tu conoscevi molto bene Don Armando, era il tuo padre spirituale, raccontavi anche quando eri all'università e non avevi voglia di studiare, andavi a trovarlo al Don Vecchi, e sei stata anche una delle ultime persone che l'ha visto poco prima che spirasse Alvise. Sì, io sono della parrocchia di Carpenedo, a Don Armando sono stato battezzato il giorno di Santo Stefano del 79, l'anno in cui sono nato. Con Don Armando ho condiviso tantissime esperienze, tantissime situazioni come questa che raccontavi tu, Anna Maria, quando ero studente universitario e magari avevo bisogno di uno spazio riservato dove studiare per preparare gli esami imminenti, andavo al Don Vecchi, lui mi riservava uno dei salottini e poi mi voleva inderogabilmente a mezzogiorno in punta a tavola con lui. E adesso l'ultimo saluto. Sì, ho avuto la fortuna di vedere Don Armando all'ospedale poco dopo che era aspirato, è stata una cosa potentissima, come potente è questa celebrazione, tutta la gente che c'è, è il segno migliore di cosa è stato Don Armando. Io direi, si potrebbero dire tante cose, si stanno dicendo tante cose, una persona unica e irripetibile. Grazie Dalviso. Grazie a voi, buon lavoro. Collega del Gazzettino. Vedo che nel frattempo è arrivato anche, raggiungo l'assessore Paola Mar. Venga qui, assessore, ci mettiamo a fronte telecamera e arriviamo più vicino. Dunque, Paola Mar, Don Armando, di lui abbiamo detto tanto, era un uomo, un visionario, si è detto, no? Che sapeva comunque quello che voleva e andava avanti per la sua strada a tutti i costi. Beh, certo, il carattere di Don Armando lo conoscono, lo conoscevano tutti, e penso che rimarrà impresso a tutti i suoi parrocchiani, ma anche a tutta la sua città. La parte della mia famiglia risiede qui a Carpenedo, quindi tutti i miei cugini, i miei zii, abbiamo avuto dei bellissimi momenti qui, come i matrimoni, e abbiamo avuto anche dei bruttissimi momenti come molti funerali, specialmente quello di mia cugina che è mancata a 30 anni fa, e quindi per noi è sempre stato un punto di riferimento anche dal suo punto di vista dell'umanità, no? Perché noi ricordiamo l'uomo burbero, l'uomo volitivo, l'uomo visionario, ma era anche un uomo che sapeva dire la parola giusta al momento giusto, e questo credo che l'umanità faccia spesso la differenza, e anche per la sua umanità ha voluto essere visionario e volitivo, perché i Don Vecchi sono sicuramente degli esperimenti riusciti e permettono agli anziani, invece di stare da soli, di condividere degli spazi e di poter avvicinarsi o vivere la loro vecchiaia insieme. Anche questa è umanità e non è sempre facile trovarla in tutti. Sono d'accordo, grazie assessore, all'assessore Paola Mar del Comune di Venezia. Se tu hai qualche domanda... Allora, Anna Maria, volevo chiederti questo. Raccontarti che cosa sta avvenendo qui intorno a noi. Volevo chiederti questo. Allora, approfitto per far vedere, per far sentire un po' la voce anche di Don Armando. L'abbiamo fatto sentire in questi giorni, ma per capire anche che spirito fosse Don Armando. Adesso faccio vedere le parole che disse alla nostra Ilaria Marchiori quando ricevette, ne ha parlato prima Andrea Ferrazzi qui in diretta con noi, la nomina a ufficiale della Repubblica da Mattarella, e parlò proprio della politica che doveva stare vicino alla gente. Approfitto per questo, se magari nel frattempo riesce a sentire qualcuna delle persone della sua gente di Carpenedo, che vedo lì, se c'è qualcuno che vuole parlare, se qualcuno che ha un ricordo delle persone che sono lì sedute. Allora sentiamo le parole di Don Armando Trevisoli, era a settembre dello scorso anno, subito dopo aver ricevuto
l'attestato di ufficiale della Repubblica da Mattarella. Cosa diceva a Ilaria Marchiori? Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, l'aldilà, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale e sociale. Da questo sono nati i Centri Don Vecchi, quindi ringrazio il Capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho, le ultime ore della mia vita su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte, e credo che assieme si può risolvere tutto. Quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare. Insomma, fare la propria parte era sempre molto concreto, Don Armando è anche davvero un visionario. Anna Maria, che dice la gente lì? La gente l'abbiamo sentita, ma andiamo a sentirla, la gente è commossa e si commuove quando parla di lui. Buongiorno, Antenna 3, siamo in diretta. Un ricordo di Don Armando, perché sposato 50 anni fa, doveva fare le nostre nozze d'oro a settembre e non è arrivato. Come siete stati quando avete appreso la notizia della sua scomparsa? Eravamo sempre perché lo frequentavamo e dispiaciuti al massimo. Sempre a messa al Don Sturzo al pomeriggio del sabato. Era il vostro padre spirituale, insomma, grazie. Ecco, buongiorno, un ricordo di Don Armando. Oddio, sono i suoi centri di ricordo di Don Armando, quello che ha fatto nella sua vita spesa per gli altri, gli avrà dato tanta soddisfazione. Insomma, le sue opere parlano per lui, parlano per Don Armando. Perché essere qui oggi per tributare questo omaggio a Don Armando? Per me è tutta la mia vita, perché Don Armando era con Monsignor Vecchi a San Lorenzo e l'ho al Duomo, quindi praticamente da lì dove è partito tutto, perché con Don Vecchi poi è partito tutto. È seguito. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Un'altra signora. Don Armando mi ha sposato. Anche lei? Nel 69. Perciò un grande ricordo di lui, anche per tutto quello che ha fatto. Ammirevole. Chissà che ne vengano altri come lui. Ecco, un uomo comunque carismatico, di grande cuore, un grande visionario. Ecco, qui non volete parlare. La signora però vedo che ha lo sguardo un po' contrito. Non so cosa vuole sapere, ma... Don Armando, cosa è rimasto? Cosa resta di Don Armando? Tutto, rimane tutto, tutte le sue opere, tutto un ricordo grandissimo, una persona favolosa. Grazie. Ecco, hai sentito Nicola, dunque è veramente molto commossa nel ricordarle. Come vedi anche alle mie spalle ce n'è tantissima che resta in piedi, un po' seduta sulle panchine, un po' ancora in piedi. Vediamo ancora i volontari della protezione civile. Ci sono rappresentanti delle associazioni combattentistiche della città metropolitana. Ho visto anche il presidente, il portavoce. C'è tantissima gente qui che vuole tributare la comunità di Don Armando, che non è solo quella del posto, ma è quella che comunque ha visto le sue opere essere portate avanti da lui stesso. Allora, vediamo un altro servizio nel frattempo.
Questo piccolo salto tecnico, il giorno della notizia della morte di Don Armando Trevisiol, non solo abbiamo visto il cordoglio delle istituzioni, ma di tutta la politica in generale a Venezia. Allora vediamo il cordoglio per Don Armando e ricordo anche della comunità di Eraclea, perché era nato ad Eraclea Don Armando. Con Don Armando Trevisiol se n'è andato un sacerdote sempre attento ai più deboli. Il centro Don Vecchi un fiore all'occhiello per l'assistenza nel territorio e Don Armando era un punto di riferimento per la comunità intera. Il presidente della regione Luca Zaia è tra i tanti che in queste ore partecipano ad un cordoglio profondo e unanime per la scomparsa di Don Armando. Il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, ne ha ricordato la grande umanità, sempre rivolta ad alleviare le sofferenze degli ultimi. Le sue opere, ha scritto Martella, hanno lasciato un segno profondo e indelebile e rappresentano un esempio cui ispirarsi per il futuro. Cordoglio anche ad Eraclea, dove Don Armando Trevisiol era nato il 15 marzo 1929. Gli abbiamo riconosciuto un certificato di benemerito proprio qualche mese fa, che non è potuto venirlo a ritirare lui perché non si sentiva bene ed è venuto in Consiglio Comunale Fratello. Ha fatto veramente tanto e questo gli è sempre stato riconosciuto anche dai nostri concittadini che hanno proprio proposto di premiarlo in qualche modo, di dargli questo riconoscimento. Politici, enti pubblici, associazioni culturali e sportive, cittadini comuni, il cordoglio per la scomparsa di Don Armando Trevisiol è enorme. Uomo e sacerdote straordinario che ha servito la comunità delle persone con amore ed enorme creatività, ha scritto Andrea Ferrazzi, che si è detto orgoglioso di avere operato come ultimo atto da senatore in carica per il conferimento dell'onoreficenza di ufficiale della Repubblica da parte del presidente Mattarella. La parlamentare verde Luana Zanella ha ricordato come Don Armando sia stata una figura di riferimento importante nella sua prima adolescenza. Lei giovanissima guida, lui giovane prete che seguiva i primi passi della vita comunitaria. Per l'assessore Renato Boraso, Don Armando Trevisiol è stato un uomo dal cuore immenso. Se in questi tempi difficili, ha scritto Gianfranco Bettin, cerchiamo idee, forza, volontà e ispirazione per migliorarli, è anche a queste generose e illuminanti eredità che dobbiamo guardare. Nel numero speciale dell'incontro, il settimanale della Fondazione Carpinetum, Don Gianni Antoniazzi racconta: Don Armando aveva cura dei poveri perché lui era stato povero e in seminario aveva avuto fame. Fra qualche decennio sarà più chiara l'eredità di questo sacerdote di Mestre. Presieduti dal patriarca Francesco Moraglia, i funerali di Don Armando Trevisiol si svolgeranno venerdì 11 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Allora così Filippo Fois raccontava 2 giorni fa, ci siamo, se mancano davvero pochi minuti, allora vediamo intanto le immagini all'interno della chiesa. Sta per iniziare la cerimonia presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che vediamo già presente ovviamente all'interno della chiesa. L'abbiamo raccontato, insomma, una persona che davvero si dedicava agli altri, non solo per il centro Don Vecchi. Vi racconto altri passi, altri momenti della sua biografia, mentre vediamo pure le immagini nel totale. Nel 2005 Don Armando, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, lascia Carpenedo, lascia la parrocchia di Carpenedo per raggiunti limiti d'età e si trasferisce al centro Don Vecchi. Vediamo pure il totale delle immagini. Ricevendo dal patriarca Angelo Scola l'incarico di curare la pastorale presso il cimitero di Mestre, da decenni già diceva quotidianamente messa al cimitero. Superati i primi mesi di adattamento alla nuova vita e sentendo di avere ancora energia da spendere per il prossimo, dà il via a numerose nuove iniziative. A novembre 2005 nasce l'incontro, lo avete visto anche nel servizio settimanale di carattere religioso con testimonianze di spiritualità, carità e impegno verso il prossimo. Da organo di comunicazione soltanto inizialmente per gli amici del centro Don Vecchi, rapidamente conquisterà l'interesse di tutta la terraferma e oltre. Coinvolto nella pastorale del lutto, Don Armando promuove in questi anni anche un gruppo di mutuo sostegno per chi ha perso una persona cara, in particolare in un figlio, quindi anche questa vicinanza alle persone da questo punto di vista. Inizia inoltre una collaborazione con la Vapo e pressa i vertici cittadini per la realizzazione di una chiesa di capienza adeguata per il cimitero di Mestre, ottenendo l'avvio di un progetto concreto in tal senso. Lo ricordavano anche
le istituzioni, insomma era una persona di carattere, di polso, insomma, che arrivava poi a chiedere ed esigere anche con forza quello di cui la sua comunità aveva bisogno. E dicevamo, dopo l'incontro nasce anche il settimanale La Voce, insomma tante cose, non solo il centro Don Vecchi ma soprattutto i centri Don Vecchi sono tra ovviamente le attività importanti, il ricordo degli anziani soprattutto, ma anche delle persone che avevano bisogno di lui. Allora è un addio commosso della comunità, si è detto anche un testimone della Mestre, di come è cambiata Mestre in questi anni, con le sue problematiche tuttora presenti, le sue, ma anche le sue risorse della terraferma. Vediamo, questi sono gli esterni della chiesa, ormai si è riempita quasi completamente, la gente che continua a entrare, e poi ci sono i posti a sedere fuori, come ci ha raccontato Anna Maria Parisi. Ricordo io in particolare anche tanti collegamenti che facemmo proprio con la nostra Maria Parisi e la nostra redazione di Venezia, Ilaria Marchiori e Filippo Fois, anche durante il periodo del Covid, che fu sicuramente un periodo difficile, ma nel quale comunque Don Armando fu presenza importante per aiutare le persone, soprattutto gli anziani. Il via vai sta continuando, siamo davvero a pochissimi minuti dalla cerimonia, lo ricordo, presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e che vi appunto raccontiamo in diretta per dare la possibilità davvero a tutti, anche chi non è presente ovviamente in questo momento a Mestre, di poter dare il proprio saluto, perché la personalità di Don Armando Trevisiol ha davvero sconfinato Mestre, questo è il caso proprio di dirlo. Siamo in quella Carpenedo che per tanti anni è stata la sua comunità, e allora davvero ci stiamo per avvicinare al saluto. Sentiamo intanto le voci all'interno della chiesa, mentre all'esterno ci sono tante altre persone, ce lo raccontava Anna Maria Parisi. Ecco qui, queste sono le persone che seguiranno fuori il funerale di Don Armando Trevisiol. Non poteva esserci location ovviamente diversa che se non Carpenedo. Questa sera poi vi racconteremo ovviamente non solo la cerimonia nel corso dei nostri telegiornali, ma anche le voci istituzionali. Le abbiamo già sentite, Andrea Ferrazzi era qui con noi, l'assessore Besio e anche le altre personalità e istituzioni del comune, l'assessore Mar e non solo, e poi anche la voce della gente. Ecco l'immagine di Don Armando Trevisiol sulla bara e quei fiori bianchi che sono così l'omaggio alla salma di Don Armando. Una persona di grande energia, l'avete visto nelle immagini, nell'intervista di Ilaria Marchiori che avevamo riproposto, era del settembre scorso. Sì, mi conviene bene. E quindi con il piglio di sempre aveva ringraziato, ha ringraziato per ovviamente il riconoscimento, ma aveva detto: caro Mattarella, la politica deve fare qualcosa per la gente, e quindi è uno spunto per fare qualcosa per la gente. Insomma, era una persona, Don Armando, che diceva le cose come stavano e poi agiva concretamente, e lo ha fatto anche innovando, anche stando attento alle tecnologie, i social, la rete non erano cose sconosciute per lui, nonostante i suoi 94 anni. Credo che siamo proprio a ridosso della cerimonia, allora quando partirà poi ci lasceremo questa diretta, quindi nel frattempo io già comincio a salutarvi, vi do appuntamento questa sera alle 18:30 con i nostri telegiornali, aspettiamo soltanto l'inizio della cerimonia.
Santo, la pace sia con voi. Così si chiamava il suo paese fino al 1950, quando prese il nome di Eradea, da Attilio e Teresa, primo di 7 fratelli. La famiglia, dignitosa, era però molto povera. Il papà faceva il carpentiere di legno, la mamma la casalinga e lavorava il piccolo campo adiacente alla casa. Quando espresse il desiderio di entrare in seminario, non fu facile parare la retta pur modesta che il seminario chiedeva, ma il papà diceva che ogni volta che bisognava pagare gli veniva ordinato un tetto da costruire. E così ce la fecero accompagnarlo al sacerdozio. Fu ordinato il 26 giugno del 1954 dal cardinale Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni. Anche se nell'ultimo anno di teologia aveva frequentato pochissimo il seminario perché si era ammalato gravemente di tifo. La sua prima destinazione fu la parrocchia dei Gesuati, allora piena, come tutta Venezia, di giovani e di bambini, ma 2 anni dopo fu mandato a San Lorenzo di Mestre, una parrocchia in piena espansione in tutti i sensi.
ebbe come parroco prima Monsignor Aldo Lavilla e poi Monsignor Valentino Vecchi, due sacerdoti di altissimo valore umano e spirituale, ma dove si trovò progressivamente inserito in una squadra formidabile di giovani preti, Don Giancarlo Bonaldo, Don Franco De Pieri, Don Giorgio Buzzo. E San Lorenzo divenne la parrocchia di punta di tutta la diocesi. Monsignor Vecchi aveva preso con serietà l'incarico di delegato patriarcale per la terraferma e così Don Armando sempre più spesso lo sostituiva nel portare avanti la pastorale ordinaria della parrocchia. Fu in questo contesto che, dovendo accompagnare la San Vincenzo Mestrina, cominciò ad interessarsi dei poveri in maniera tutta particolare e, assecondato da Monsignor Vecchi, la San Vincenzo e Don Armando fecero nascere Ca Letizia, mensa dei poveri, situata proprio al centro di Mestre. Come tutti sanno, Ca Letizia c'è ancora e ancora accoglie centinaia di persone così smarrite da non saper dove sbattere la testa. Nel 1969 il patriarca Luciani lo nominò parroco di Carpenedo, quasi per disperazione, perché tantissimi preti a cui aveva chiesto di accettare questo incarico non si erano dichiarati disponibili perché la parrocchia era piena di debiti e sembrava non potersi reggere economicamente. Don Armando si rimboccò le maniche e con la collaborazione di ottimi cappellani, ricordo tra tutti, ma solo per fare un esempio, Don Adriano Celeghin e Don Gino Cicutto, portò la parrocchia ad essere una delle più vive del patriarcato. Qui incontrò una piccola istituzione, il Piavento, una casa antica nella quale convivevano una per stanza alcune vecchiette. E da qui credo nacque la sua attenzione per il mondo dei vecchi, che lo portò ad impegnarsi a favore degli anziani e comunque degli ultimi in più direzioni. Acquistò la villa Faltrangini sui colli di Asolo per offrire loro la possibilità di una vacanza in un luogo splendido. Questa era una caratteristica di Don Armando. La troveremo nei 7 Don Vecchi che ha costruito. Dovevano essere luoghi belli da signori, proprio perché erano destinati ai poveri. Volle un luogo dove i parenti degli ammalati che venivano curati dagli ospedali mestrini potessero essere ospitati con poca spesa. E cominciò a sognare l'avventura dei Don Vecchi, strutture fatte di mini alloggi dove ospitare, ancora con poca spesa, anziani che altrimenti non avrebbero potuto affrontare gli affitti di mercato. Come ho scritto nel foglietto della mia parrocchia, la gente conosceva la sua onestà e la sua generosità e le offerte gli piovevano addosso, generose, molto generose, quasi per dispetto. Per le mani di Don Armando sono passati miliardi delle vecchie lire, milioni di euro, ma nessuno gli si è appiccicato addosso. Tanto è vero che alla fine è andato ad abitare pagando regolarmente il suo affitto in uno dei mini alloggi che aveva costruito per gli altri. Quando dovette rinunciare alla parrocchia di Carpenedo, volle continuare ad essere utile
e a servire facendo il cappellano del cimitero di Mestre. Moltissime volte officiando esequie per persone che non avevano nessuno al mondo o che erano accompagnate da 2 o 3 parenti senza arte né parte. Lo faceva volentieri, si sentiva utile e le offerte che gli venivano date ancora con tanta generosità erano destinate ai don vecchi costruiti o da costruire. Ma anche questo gli fu tolto e ne soffrì molto, veramente molto. Da lì, quasi a precipizio, il leone ha perso il coraggio, la forza ed è diventato, a 94 anni, improvvisamente vecchio. Mercoledì 9 agosto, alle 10 circa, il Signore lo ha chiamato. Ha fatto una bella morte, passando una bella morte, assistito da Suor Teresa e da altre persone care. Con lui il Signore è stato molto buono. Gli ha dato una vita bella, ricca, laboriosa, felice e una morte serena e travettante. Sia sempre lodato il nome del Signore. La nostra famiglia vuole ringraziare in maniera particolare Suor Teresa, che ha accompagnato Don Armando come figlia, come sorella e come mamma. Senza di lei, Suor Teresa, non sappiamo come avremmo potuto fare. Grazie anche a tante altre persone che gli sono state vicine, al dottor Loppo, alla Cristina e a tanti altri. Ma mi permettetemi un ringrazio particolare personale a un uomo che, fedele alla sua promessa scout, gli è sempre stato vicino e lo ha sempre aiutato di nascosto. Grazie Tatino per quello che hai fatto per Don Armando. Lo ripeto ancora, sia sempre benedetto il nome del Signore. Celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto e risorto. Per questo mistero concedi al nostro fratello Armando, presbitero, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n'è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso, come è oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me, tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore. Carissimi, anche le querce più robuste purtroppo cadono. Questa immagine esprime bene il momento che stiamo vivendo. Don Armando era la quercia forte e robusta che tutti speravano non cadesse mai. La quercia è l'albero sempreverde, imponente dal tronco forte ben radicato nel terreno, che con le sue radici lo compatta e lo sostiene. Sotto i suoi rami trovano ristoro in ogni stagione quanti sono alla ricerca di riposo e di una casa. Don Armando è stata questa quercia per un'infinità di poveri. Per sé Don Armando ha chiesto un funerale sobrio, non pomposo, non autocelebrativo, e ci sentiamo tutti impegnati a rispettare la sua volontà, a non essere ridondanti e prolissi nelle parole e nei gesti, come lui stesso voleva. L'immagine della quercia mi è venuta in mente dopo aver pregato per lui a Fatima, innanzi alla cappellina dell'apparizione della Madonna, prima di ritornare a Venezia per celebrare il funerale, uno di quei funerali che non si vorrebbero mai celebrare. Circa 1 anno e mezzo fa Don Armando mi scrisse per comunicarmi che voleva lasciare anche l'ultimo impegno pastorale. Gli dissi che per me, se le energie glielo consentivano, poteva continuare. E comunque mi rimisi alla sua decisione. Egli scelse di lasciare perché ormai sentiva che le forze gli venivano meno.
Le sue condizioni da allora sono andate progressivamente deteriorando fino a precipitare. Ricordo con commozione l'ultimo incontro avvenuto all'ospedale dell'Angelo, in cui ho potuto parlare brevemente con lui, più a lungo col medico, il premiario di geriatria, che insieme ad altri sanitari lo aveva in cura. Insieme a loro ringrazio il cappellano Don Francesco, che gli ha amministrato gli ultimi sacramenti, e Suor Teresa, che l'ha assistito sempre, fino all'ultimo respiro. Ringrazio la comunità parrocchiale di Carpenedo insieme a Don Gianni e a Don Mario per l'affetto dimostrato verso Don Armando. Rivolgo le mie condoglianze ai fratelli, tra cui Don Roberto, di cui abbiamo sentito la testimonianza, alle sorelle, ai nipoti, tra cui Don Sandro, a tutti i familiari, agli amici e ai collaboratori della Fondazione Carpinetum. Ripensando all'ultimo incontro, in particolare servo al vivo il ricordo di un uomo, anzi di un prete. Fu un incontro breve, ho detto, ma significativo. Un uomo, ma soprattutto un prete, perché Don Armando volle essere sempre prete. A lui non si addiceva al ruolo del manager o dell'operatore sociale. Ebbene, in quell'incontro lo vidi uomo e prete molto provato. Desiderava ancora reagire, ma tale desiderio doveva misurarsi con un fisico sempre più debole. Per i tantissimi che gli hanno voluto bene, confratelli, collaboratori, amici, questo è il momento che Don Armando, uomo di grande fede, avrebbe voluto fosse vissuto nella certezza del Signore risorto. Sicuri che la vita eterna è la vera vita, per la quale vale spendere, come lui ha fatto, tutta l'esistenza terrena. Ricordo Don Armando come un sacerdote che sapeva stare, come si dice, sempre sul pezzo, con carattere forte, determinato e insieme schivo e taciturno, alcuni dicono brusco. Molti messaggi giunti numerosi in questi giorni lo ricordano come un prete accogliente, intelligente, buono, speciale. Certamente Don Armando è stato un prete molto significativo per la città di Mestre e per la diocesi, ricomprendo incarichi molteplici svolti sempre con passione e determinazione. Don Armando si inserisce nel solco di quei preti veneziani che si sono spesi nell'accompagnare persone fragili, giovani, anziani e nuclei familiari. Ebbe come maestro Monsignor Valentino Vecchi, ovviamente portando nel ministero le proprie caratteristiche personali. I centri dedicati a Monsignor Vecchi dicono questa stima e questa consonanza sacerdotale. Don Armando rimarrà così nel ricordo della Chiesa veneziana, della comunità civile mestrina. Fu uomo libero anche nel valutare le persone. Mi colpiva l'immediatezza con cui vedeva e riconosceva i pregi e i limiti
tutte le persone a lui vicine. Durante il primo incontro che ebbi con lui a Zelarino, era il 2012, aveva da tempo superato gli 80 anni, al termine di quel colloquio gli dissi in modo scherzoso: hai un difetto, non sei più giovane. L'allusione era qualche possibile incarico. Sorrise anche lui, poi aggiunsi: fatti vedere agli incontri con i confratelli. La tua presenza sarà benedizione per te e per loro. Come già detto, Don Armando ha chiesto un rito sobrio, non autocelebrativo. Deriva in cui cadono non pochi funerali. E ha domandato che fossero proclamate le letture del giorno liturgico. È doveroso quindi che io adesso faccia un richiamo alla prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio. Sono menzionate le ultime raccomandazioni che Mosè rivolge al popolo prima dell'ingresso nella terra promessa. Mosè afferma il primato di Dio nella vita di Israele, di ogni famiglia, di ogni membro del popolo. E questo è un richiamo oggi attualissimo, per evitare che tutto si riduca al piano del fare, non sapendo più interrogarci sul perché si fanno le cose. Medita bene nel tuo cuore che il Signore Dio è lassù nei cieli e qua giù sulla terra e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi, i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Il Vangelo appena proclamato, poi, chiede nella vita del discepolo la capacità del dono di sé, ricordando che guadagnare il mondo intero alla fine non serve a nulla e non ha senso, poiché proprio questo mondo è destinato a venir meno e ad esserci tolto. Il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo come i suoi angeli. Renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, sono alcuni qui tra i presenti che non moriranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo con il suo regno. Oggi, e questo Don Armando non poteva saperlo, ricorre la memoria liturgica di Santa Chiara, seguace del Poverello di Assisi, di cui la liturgia sottolinea l'amore per la povertà evangelica e la indica come modello per seguire Cristo in povertà di spirito. Don Armando non sono le letture del giorno, ma è la liturgia del giorno, e penso che fossero queste frasi rivolte a Chiara d'Assisi particolarmente pertinenti alla tua vita. Continua la liturgia di Chiara, così da poter contemplare Dio un giorno nel regno dei cieli. Don Armando, desidero sottolinearlo, ha sempre amato i poveri e li ha amati così come erano, ma ha anche amato il bello e perciò desiderava che la povertà fosse dignitosa e quindi voleva che fosse sempre
accompagnata dal bello. E i centri da lui creato dicono anche questo. Carissimi, con questi brevi pensieri, tratti dalla liturgia odierna della preghiera della colletta di Santa Chiara, voglio dire il nostro arrivederci a Don Armando. Sì, arrivederci nel regno di Dio, dove non conta ciò che gli altri dicono di noi, ma quello che noi siamo e contiamo dinanzi a Dio per quello che abbiamo fatto e per come lo abbiamo fatto. Finalmente là, la verità e l'amore saranno un tutt'uno inscindibile, perché il paradiso, e io spero che tu, caro Don Armando, lo possa già provare, e se no prego perché questo avvenga presto, il paradiso è verità vissuta nell'amore ed è amore plasmato dalla verità. Non c'è verità separata dall'amore, non c'è amore che sia plasmato dalla verità. Questo è il Vangelo del Signore Gesù. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Risorto, il Padre rivela che non abbandonerà nel sepolcro il suo consacrato, ma gli darà la vita nuova e senza fine. In forza di questa promessa gli rivolgiamo le nostre suppliche. Signore, grazie per aver messo sul nostro cammino Don Armando. Grazie per averci fatto conoscere la strada che lui ha tracciato, una strada di fatica ma piena di vita, di carità, di gioia e di vicinanza a tante persone. Una strada però dove camminare sicuri insieme a te. Ti preghiamo, Signore, per noi, perché le opere di progetti ideati e portati avanti da Don Armando continuino a crescere e a proliferare con gioia e semplicità, sempre sotto la guida del Vangelo e con il tuo aiuto. Per questo noi ti preghiamo. O Padre, vorrei puntualizzare l'attenzione educativa di Don Armando, che ha messo in pratica il comandamento del Vangelo: lasciate che i piccoli vengano a me. Don Armando ha scritto che ha sempre sognato di dare il meglio ai bambini. Ha definito la storia dell'asilo una bella storia d'amore. L'asilo di Via Carossa, ora centro infanzia Il Germoglio, ha 111 anni di vita. Chiedo a Don Armando, e sono certa che mi ascolterà, che dal cielo
continui a vigilare su tutti i bambini ed a proteggerli in questo mondo inquieto. Per questo preghiamo. Signore, tanti sono gli insegnamenti che ci ha lasciato Don Armando e tutti venivano dal cuore. Lo capivamo da come si commuoveva parlando. Ci diceva: quando incontrate un povero, un escluso, un emarginato, guardatelo sempre negli occhi e donate il vostro sorriso, la vostra attenzione affinché si senta amato e non giudicato. Egli era vicino alle famiglie e alle singole persone, ricordando tanti particolari della vita di ognuno, anche dopo tanto tempo, pur con il suo carattere schivo e riservato. Ti chiediamo, Signore, di essere degni del dono che abbiamo ricevuto da Lui e che la nostra vita possa mettere in pratica il Vangelo senza far mancare attenzione e amore al nostro prossimo vicino e lontano. Per questo noi ti preghiamo. Signore, siamo in tanti qui a declamare le doti e le opere di Don Armando. Troppo poche le parole, troppo stretto il tempo. Abbiamo bisogno di sacerdoti, Signore. Abbiamo bisogno di figure vere che riescano a raccogliere così tante persone, più vicine e più lontane, ora unite a onorarlo. Abbiamo bisogno di chi sappia decidere davanti a un bivio la strada ritenuta più giusta, non la più facile. Di chi è disposto a lottare controcorrente per inseguire quei sogni che hanno preso forma per consegnare dignità agli ultimi. Di chi passa notti insonni perché è tormentato dal peso degli ostacoli. Di chi sostiene la fatica dell'incontro casa per casa, a chiamare ciascuno per nome. Di chi non si arrende alle sfide incalzanti del tempo moderno e sfrutta le nuove tecnologie al servizio di un disegno pastorale senza confini. Di chi sa spendere una lacrima quando parla il cuore più delle parole. Su questo terreno, Signore, fa germogliare nella nostra comunità nuove vocazioni. Non le lasceremo sole. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. A te salgano, o Padre, le suppliche di questa tua famiglia, unita nel dolore e nella speranza della risurrezione. Fa che la fede professata nella preghiera per i nostri defunti e per il nostro fratello Armando si manifesti con la coerenza della vita secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Questa comunità da tanti anni ormai continua l'opera iniziata da Don Armando nella fede secondo il Vangelo. L'offerta che raccogliamo adesso, se lo desiderate, se vi fa piacere, sarà interamente destinata a sostenere le persone che confidavano tanto nell'aiuto personale che arrivava da Don Armando.
fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Armando e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto come suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello che oggi chiami a te da questa vita, Don Armando, sacerdote, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati di tutti i nostri fratelli che sono morti nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, il tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
A nome della comunità cristiana ringrazio il Patriarca, le autorità, i sacerdoti, i confratelli e voi, grande famiglia unita nella preghiera di suffragio. Ringrazio pure quanti hanno curato in ogni modo la celebrazione. Oltre alla gratitudine per Suor Teresa, insieme esprimiamo anche quella al dottor primario Ernesto Rampin, che col suo reparto di geriatria dell'Angelo ha sostenuto Don Armando nel dolore e nel momento della morte. In queste ore Suor Teresa ha trovato il testamento spirituale di Don Armando. Non è recentissimo, vi sono altri documenti da aprire nelle sedi opportune. Questo è scritto per congedarsi da noi. È una testimonianza di umiltà, fede e affetto fraterno. Il testo che ascolteremo fra poco, è giusto che lo legga il Patriarca, sarà distribuito per tutti alle porte della Chiesa. Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la tua potenza il nostro fratello Armando Presbitero giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Mestre, 4 settembre 2014. Testamento. Non ho nulla da aggiungere a quello che ho tentato di dire con le parole e soprattutto coi fatti della mia vita. Riconosco i miei errori e i miei limiti e chiedo scusa, anche se tardiva, a chi ho fatto soffrire o deluso. Ognuno potrà cogliere dalla mia vita, o in positivo o in negativo, quanto gli possa tornare utile per la sua, cosa che comunque può fare indipendentemente dai miei desideri. Il sentimento che provo in questa ultima stagione della mia esistenza è espresso nella maniera più fedele da queste parole del Confiteor, che faccio totalmente mie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa, mia massima colpa. E perciò chiedo perdono a Dio e a voi fratelli. E spero che Dio e voi fratelli me lo concediate. Ringrazio particolarmente e con tanta riconoscenza tutti coloro che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato
nelle circostanze più diverse. Non faccio nomi solamente perché sono un popolo, coloro che l'hanno fatto. Addio a tutti, Don Armando Trevisiol. Messaggi giunti in questi giorni al Patriarca. L'Arcivescovo Emerito di Milano è Cardinale Angelo Scola. Caro Patriarca Francesco, apprendo la notizia del passaggio all'altra riva del caro Don Armando. È impossibile in un messaggio riandare a quanto questo coraggioso sacerdote ha fatto per tutto il Patriarcato. È stato un sacerdote amante della Chiesa e nello stesso tempo attento alla società civile, in particolare ai più bisognosi. Le opere che egli ha creato in questo senso non hanno bisogno di essere richiamate, talmente forte è il riconoscimento del popolo e delle istituzioni. Vorrei aggiungere una sottolineatura, mi riferisco al suo senso della fede come sorgente permanente di concretezza a partire dall'adesione alla realtà. Sono certo che la Chiesa, la società civile e il popolo tutto hanno già trovato modalità adeguate per proseguire l'azione intrapresa da Don Armando. Ora lo affidiamo alle braccia del Padre e nell'affetto e nella preghiera, uniti a Don Roberto, a Don Sandro e a tutti gli altri familiari, ci impegniamo a proseguirne la testimonianza in modo operoso e a beneficio di chi è più provato. Il Vescovo Emerito di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Carissimo Patriarca Francesco, desidero esprimere a te, al Presbiterio di Venezia e in modo particolare al fratello Don Roberto e al nipote Don Sandro la mia vicinanza spirituale e la mia fraterna partecipazione al dolore per la morte di Don Armando. Il Signore gli ha donato una lunga vita e lui ha saputo viverla in modo pieno e fruttuoso. Ha realizzato concretamente e con determinazione la scelta preferenziale dei poveri e degli ultimi. Attraverso opere innovative e creative, ricche di umanità e di solidarietà, che hanno lasciato un segno positivo nel tessuto ecclesiale e sociale del territorio mestrino. Ringraziamo il Signore per il bene che ha compiuto attraverso la sua persona e il suo ministero e lo accompagniamo nella preghiera all'incontro definitivo con Dio, Padre buono e misericordioso. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Eccellenza, esprimo le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Don Armando Trevisiol. La prego di far giungere il mio pensiero ai confratelli sacerdoti del Patriarcato di Venezia, nonché ai familiari tutti. Sarei andato a braccio, soprattutto a cuore, come voleva Don Armando. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete vestito. Nudo, scusate, ma ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. I centri Don Vecchi, il Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco desiderano continuare questa missione, la tua missione.
Hai lasciato un testamento scritto, a noi il più nobile, quello morale. Ci hai chiesto di essere i guardiani del faro. Continueremo a custodire la luce che tu ci hai indicato. Abbiamo imparato che i sogni si possono realizzare, compreso i miracoli. Il miracolo della solidarietà ci è ben chiaro e impresso nel cuore. Quel cuore che tu hai sempre aperto ai fragili, ai bisognosi, compresi gli amati anziani. Oggi sono qui per ricambiare l'affetto. A nome loro e dei volontari che continuano ora il tuo servizio, ti ringraziamo. Grazie, Don Armando. Caro Don Armando, oggi hai compiuto una delle tue innumerevoli imprese. Sei riuscito in un colpo solo a mettere insieme la tua famiglia, i tuoi confratelli, i tuoi anziani dei centri Don Vecchi, i tuoi volontari e tutti i tuoi collaboratori. Ognuno dei presenti ha percorso un tratto di strada assieme a te. Durante il percorso abbiamo imparato a sognare, meglio se in grande, a progettare, attenti alla bellezza, a realizzare velocemente le opere nella parsimonia a favore dei poveri, bisognosi e fragili e a qualsiasi persona ti chiedesse un aiuto. Molte volte avevi l'abitudine di ricordare che la fede senza la carità è una fede sterile che non dà frutto. Il popolo di oggi testimonia che la tua fede contagiosa ha dato frutto. Caro popolo di Don Armando, oggi Don Armando ci consegna il testimone per continuare la strada da lui indicata nel Vangelo. Ci sembrerà in salita. Non sempre avremo la forza, la determinazione e le sue risorse, ma solo uniti possiamo farcela. Lo dobbiamo a te, Don Armando, ma soprattutto lo dobbiamo a coloro che, poveri e bisognosi, anziani o giovani, hanno bisogno di un aiuto da parte nostra. Grazie e ancora grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo esempio. Grazie, Don Armando. Il nostro fratello Armando, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra fraterna preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e tante volte si è nutrito alla mensa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. E anche per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno insieme coi nostri morti andare incontro al Cristo quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria.
Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Armando Presbitero, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti aprigli le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti insieme in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. In paradiso Educante angeli, in tua letto, susciliante martire, educante in civitatem sana, Jerusalem, Concludiamo con il gesto semplice, umano e cristiano della benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.